Innanzitutto una precisazione, ancora non c'è nessun ricorso. Noi siamo qui insieme alla Rete Universitaria Nazionale proprio per ascoltare i tanti ragazzi che in queste settimane ci hanno inviato delle segnalazioni in studio. Sappiamo che l'8 settembre scorso ci sono state tante irregolarità, almeno questo ci è stato rappresentato, però dobbiamo verificare che tutto quello che ci è stato raccontato effettivamente corrisponde al vero. Il senso di questa iniziativa oggi è proprio questo, cioè verificare tutto ciò che di irregolare eventualmente è accaduto l'8 settembre. Noi oggi raccogliamo le segnalazioni, faremo degli accessi agli atti e quindi spulceremo tutti i verbali dell'Università di Catania inerenti proprio il test e poi decideremo se fare ricorso oppure no. Di sicuro i presupposti non sono positivi purtroppo per il MIUR e per il Cinega, che è la società che si occupa dei test oramai da tanti anni. Anche quest'anno infatti con ogni probabilità è stato violato l'anonimato a causa della presenza di un codice alfanumerico inserito nella griglia delle risposte nella scheda anagrafica. È proprio la violazione dell'anonimato che sta alla base delle migliaia di ricorsi vinti negli ultimi anni, che hanno consentito solo l'anno scorso a più di 10.000 persone di immatricolarsi in sovrannumero.